Mi controllo un po' il naso. Mi fa male se premo qua. Pensavo guardassi da che parte ti pende. Mi pende? Sì, pende verso destra. Vedi? Ah sì? E che altro? Le tue sopracciglia ad accento circonflesso e le orecchie attaccate male. Ancora? Sì, le tue mani piatte e la tua gamba destra, vedi, storta, tende verso l'esterno. Ma sei bello lo stesso! Circonflesso?
parlargli di quell'affare di cui avevamo già fatto tutto l'importo. Si ricorda? Ma mi sta guardando dove mi prende il naso? No! Perché? Non vede, mi prendo verso destra. Ah, ho capito, Moscarda. A lei parlare di quell'affare non gli interessa proprio niente. Io scappo. Aspetti! Certo che mi interessa, ma oggi mi deve proprio scusare. Pensi al tuo naso? Non mi ero mai accorto che mi prendesse verso destra. Me ne ho fatto accorgere stamattina mia moglie. Ah, davvero? Sì, è un po' come lei, che ha una fossetta che le divide in due parti uguali il mento. Io? Sì, ho la fossetta. Ma è una piccolezza. Una piccolezza, dice? E allora venga con me da quel barbiere. Ecco, vede? E come l'ho detto io? Una piccolezza. La fossetta! La fossetta! La fossetta! Due parti disuguali! La fossetta! La fossetta! Senta! È vero, l'unica volta che mi metto a parlare mi si inarca inavvertitamente la palpebra dell'occhio sinistro. Sì, e io ho il naso che mi prende verso destra, ma lo so da me, non c'è bisogno che me lo dica tu. E la mia mano piatta, e le mie sopracciglia d'accento circonflesso, per non parlare poi della mia gamba. Ti pare che sia uguale a quest'altra? Ma lo so da me, non c'è bisogno che me lo dica tu. Stati bene? Ehi! Dopo di te, tua madre ha avuto altri figli? Né prima né dopo. Figlio unico. Perché? Perché se avesse partorito un'altra volta, avrebbe avuto di certo un altro maschio. E come lo sai? Ecco, dicono le donne del popolo che quando è un nato i capelli terminano in un codiniccio come codesto, che è così, sarà maschio nato presso. C'ho un codiniccio, così lo chiamano da queste parti. Ma questo è niente, posso sempre farmelo tagliare. Ma ti resterà comunque il segno, caro, anche se te lo farai radere. Statti bene? Codiniccio? 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 Bombe per il giorno del suo compleanno. Gengè, a tenermi la coda così mi paiono le gambe, Oh, Gengè, si è fermata la pendola. Gengè, e Vivi,
insegnamenti, ma dovrà conoscere povera cagnolina, dico io. Non pensi, Gegè, che Anna Rosa possa essere malata? L'ultima volta che l'ho vista le faceva male la gola. Gegè. È passato signor Firbo, dice che tornerà più tardi, ma non potresti vederlo fuori. Dio mio, che noioso! E se mi dici di no, domani non ci sarò. E se mi dici di no, domani non ci sarò. E se mi dici di no, domani non te lo do. Imbecille! Salute! Salute! Per importi così su di un altro uomo? Sei pazzo! Sì, come tua moglie, che ti conviene tenere chiusa in manicomio. Come hai detto, mi conviene. Ma sì, lo sai bene. Si illudano! Si illudono! 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 Ma chi si illude? Ma quelli che vogliono sopraffare, il signor Firbo per esempio, si illudono perché in realtà non riescono a imporre altro che parole. Parole, capisci? Parole come pazzo! Usuraio! Voglio che tu mi renda conto di quello che hai detto su mia moglie! Ma sì, ma sì! Guarda, così dovresti stare tu di fronte a tua moglie, ed io, e lui, e tutti quanti di fronte ai cosiddetti pazzi! Ma che dice? Parole nuove! Vi va di sentirle? Andate a sentirle dalle persone che avete fatto rinchiudere! Le avete fatte rinchiudere perché così vi conviene! Capisci, Stefano? Io non ce l'ho soltanto con te.
Ma che diceva di te tua moglie, prima che tu la facessi rinchiudere? Che eri un falsario, un libertino, un impostore, e che non facevi altro che dire bugie. Ma non è vero, nessuno può crederlo. Ma prima che tu la facessi rinchiudere, stavamo tutti ad ascoltarla spaventati, e mi domando il perché. Oh, bella! Ma proprio perché nessuno poteva crederle. Ah, no, caro, guardami bene negli occhi. Che intendi dire? Guardami bene negli occhi. Ecco, ce l'hai anche tu adesso, lo stesso sguardo spaventato. Ma perché mi stai salvando, padre? Alle corte! Sono venuto alla banca a chiedervi conto di un certo Marco di Dio. Mi risulta che costui è anni che non paga più la pigione e ancora non gli avete fatto gli atti per lo sfratto. Ma che dici? Ma che discorsi fai? Marco di Dio, non vi raccapezzate? Paga o non paga la pigione? Quando mai tu ti sei occupato di codeste cose? Tu sai bene che tuo padre lo lasciò lì per anni senza molestarlo, questo Marco di Dio. Com'è che ti viene in mente adesso? Bada bene, che non sono mio padre. Voglio che voi li facciate subito gli atti! Lo sfratto è immediato! E poi voglio l'elenco delle mie case con i relativi incantamenti. Dove sono? Ma deve essersi impazzito! Ma sì! Senza nessuna logica! Così! E non mi seccate! E pulite qui dentro! Ha schiacciato lo scarafaggio! Andrò a trovare Anna Rosa, deve essere sicuramente malata. Assolutamente no! Non se ne parla nemmeno! Non con questo te faccio! Mandaci Nina! Mandaci Diego! Mandaci Paolo! Mandaci Francesco! Che fai, ridi? Per forza! Mi vedo obbedito così! Ma mi raccomando, solamente un quarto d'ora! Oh, Giangia! Finalmente solo!
Bravo, così. Siedi qua accanto a me. Guardami negli occhi, Gengè. Che fai, non mi guardi? Ma che ti pensavi di fare? Volevi forse far ridere la gente mentre buttavi per strada i cenci di quel poveraccio sotto la pioggia? E lui, guardatelo qui, si teneva in serbo il segreto della donazione. No, ha ragione signor Firmo, sai. Roba da manicomio. E pagarlo a un così caro prezzo. A momenti t'accoppavano. Da? Va là, pigliati qua Bibi e portala a fare un giro. Che fai, non vai? Ma perché la gente mi guarda? Ha questo brutto vizio la gente e non se lo può togliere. E io invece non posso più sapermi guardato. Ho il terrore anche di come mi stai guardando tu adesso. Io ho perso la realtà mia e quella di tutte le cose negli occhi degli altri, Mimì. Io, appena mi tocco, mi manco! Impazzisco, impazzisco! Che fai, Bibi? Rifiuti? 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 Ancora! Caro mio, gli hai fatto trovare tutti gli incartamenti dello scaffale in così tale scompiglio che li ci vorranno almeno 2 mesi prima di riordinarli. Hai visto, cara? E tu che credevi che fosse una burla? Ma di cosa sta parlando? Ho trovato lo scompiglio nello scaffale, signor Firmo. E perché non provi tu a chiedere a me che cosa vi ho trovato? E che vi hai trovato? Un palmo di polvere. Un palmo di polvere. Così. Un palmo di polvere? Ma che significa? Oh bella, significa che dormivano per i cattamenti da anni. Un palmo di polvere, ti dico. Un palmo di polvere. Così. Ah! E allora tu le svegli così le case, regalandole? L'ho fatto per dimostrarvi che vi sbagliate. Tu, Firmo e quant'altri siete. Parlo, faccio lo svagato, dico sciocchezze, ma non è vero, sapete? Perché io osservo tutto. Ma fa il piacere! La polvere dello scaffale osservi tu! E le mie mani? Vengo alla banca solamente quando mi chiamate per firmare qualcosa.
Ma guardate bene, che non bisogna di venirci alla banca per sapere ciò che vi si fa dentro. Che fai? Dunque ti fidi di noi? Che ci tieni le spie? Non ti fido di voi e non ci tengo le spie. Mi basta sapere ciò che vi si fa dentro. Dì un po'. Voi seguite le trattare gli affari, le norme che vi ha lasciato mio padre? Punto per punto. Già, ma siete ben protetti voi nel vostro ufficio di direttore e di consulente legale. Ma io vorrei sapere chi risponde dei normaliati della banca di fronte al paese. Ma no! Ed è appunto perché ne rispondiamo noi che vorremmo essere sicuri che tu non abbia mischiato con certi atti. Senti, dico i consulti, per non dirti altro. No, caro mio, voi no, se seguite le norme di mio padre. Tutt'al più di fronte a me dovreste risponderne se non le seguiste. Ma io dico, di fronte al paese, chi ne risponde? Io ne rispondo che metto la firma sotto i vostri atti. E vi devo vedere anche questa, che voi la mia firma sì la pretendete. E voi mi negate la vostra per quell'unico atto che faccio io. Ma perché i nostri sono quelli normali della banca? Mentre il tuo, e me lo fai dire tu, è stato prodotto da pazzo! E tu mi credi pazzo? Ma no! E allora, resta inteso questo, fra noi. Ma la banca! La banca, non c'è pensare altro che la banca! Ma poi tocca a me fuori farmi dare dell'usuraio! Gengè, dai, ancora che ti occupi di questo? E finiscila di ridere! Voglio che la banca sia chiusa, stasera stessa! Ma si può sapere almeno il perché? Così, da un momento all'altro! E smettila, Gengè, con questa ridicola aria di comando! E finiscila tu con questo Gengè, che non sono io! Non sono io! Non sono io! Finiscila con questa marionetta! E quanto a te, voglio quello che voglio, e come voglio sarà fatto. Capito? Quello scellerato di mio genio. Ma salve, signor suocero! Ma Dio mio! Ma dunque è vero! Ma vero che cosa? E ti sei impazzito! E di mia figlia! Che vorresti farne? Come vorresti vivere? Di te! Ecco, questa mi sembra una cosa importante. È da studiare. Rovinare per sempre la tua posizione! Ciascuno ha sempre fatto i propri affari da che mondo è mondo. E difatti da domani io comincerò a fare i miei. Ma come i tuoi? Se butti via i denari guadagnati da tuo padre in tanti anni di lavoro. Ma io ho 6 anni di università. Ah, vorresti tornare all'università? Potrei. Ma Ah, ma aspetti, ma prima di venire la liquidazione della banca ci sarà tempo, non è vero? Ma quale liquidazione? Ma che liquidazione? Ma fammi piacere! Quale liquidazione? Ma lei non può lasciarmi dire! Ma che vuol dire? Tu farneticchi! Io sono calmissimo, volevo dirle che ho tante di quelle materie in cui studio in arretrato. Materie di studio? Che significa? Che potrei, anche presto, prendere una laurea di medico o di dottore in filosofia. Tu? Ah, se non hai voluto fare mai niente. Già, ma non per pigrizia, è perché mi ci affondavo troppo. E mi creda, non si combina nulla nella vita affondandoci troppo. Si vengono a fare certe scoperte. Però le assicuro che il medico, dottore in filosofia, sarei in grado di farlo benissimo. Ma quale medico? Ma quale filosofia? Ma quale dottore? Tu sei pazzo! 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 Ma che popolarità, non viene da Tu sei pazzo!
Moscarda! Aiuto! Chiamate qualcuno! Un medico, presto! Chiamate la pratica! Presto! Allora, perché mi hai fatto venire fin qui? Perché volevo che tu parlassi con il signor Partanna. Lui veniva qui per parlare e incontrare le suore. Io? Parlare con il vescovo? E perché? Per ovviare a tutti i problemi ai quali stai andando incontro. Sai, hanno raccolto tutte le prove per dimostrare che sei infermo di mente. Firmo, Quantorso, tuo suocero, tua moglie stessa e finanche Marco di Dio. Ma se lui testimonia, lui perderà la casa. Ma come sei ingenuo! Se lui testimonia contro di te, la casa gliela lasciano, Marco di Dio. Ah. E poi, pazzie, ma sì, pazzie, 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 pazzie! Ma sai cosa ti dico? Hai fatto bene. Quella donna ti è sempre stata nemica. Dina, Sì, non credi? nemica sì, ma adesso? Sempre, da sempre. È sempre stata tua nemica. Tu non sai il tempo che ho dovuto passare e sprecare per cercare di convincerla che tu non eri quello sciocco che lei pensava. Mia moglie pensa questo di me. Bisogna essere duri con tutti gli sciocchi che non vogliono soffrire. Soffrire! Ma tu, per tua ventura, hai molto, molto da soffrire, pensando a tuo padre, che poveretto fece tanto, tanto male.
sia il tuo cilizio il pensiero di tuo padre. Il tuo cilizio. E lascia combattere me, il signor Firbo e il signor Pantofilo. Loro ti vogliono interdire, te li accomodo io. Sta sicuro. Sta sicuro. come ha detto il medico, non mi alzo più da questo letto. Il mio sorriso ti pare come quello che hai sempre veduto? E che vuoi che ne sappia io? Non sono mica il tuo specchio. Fatti fare una fotografia. Ce l'ho? Guarda, ne ho tante. Tutte morte. Morte? Ma io sono viva! Tu sì, perché ancora non ti vedi. Ma quando tu ti guardi allo specchio, tu non sei più viva. E perché? Perché bisogna che tu fermi un attimo in sé la vita per poterti vedere. La vita è un continuo movimento e non può mai vedere se stessa. Allora io viva non mi sono mai veduta. Mai, mai per come posso vederti io. Io ho un'immagine di te che è mia soltanto. Tu la tua avrei potuto a malapena intravederla in qualche fotografia istantanea che ti avranno scattato. E sono sicuro che avrai pure stentato a riconoscerti. È vero. Tu non vuoi che il tuo sentimento sia cieco. Eppure lo costringi a guardarsi in uno specchio che gli poni sempre davanti. E il sentimento, come si vede, si gela.
non si può vivere davanti a uno specchio. Ah! Ma che cosa gli avrà mai detto a quella povera donna e costringerla a sparare? Signor giudice, lei ha l'uffizio di raccogliere e preparare gli elementi di cui la giustizia si servirà per emanare sentenze. E viene a chiedere a me le mie considerazioni sulla vita, quelle che per l'imputata furono la cagione di volermi uccidere. Non gliele ripeterò, signor giudice. Ho il gran terrore che lei non ucciderebbe più me, ma se stesso, per il rimorso d'aver esercitato per tanti anni codesto suo uffizio. Non gliele dirò, signor giudice, anzi, è bene che lei si turi gli orecchi per non udire una certa rapina posta sotto gli argini, ben oltre i limiti che lei, da buon giudice, si è imposto. Possono crollare, sa? Vengono i momenti di piena e la fiumana straripa e sconvolge tutto. Tutto sommerso per me, signor giudice. Tutto sommerso. Mi ci sono buttato e ora ci nuoto. E sono, se sapesse, tanto lontano. Si stia bene, signor giudice, si stia bene. Ma davvero, non le pare così bella questa coperta di lana verde? Dunque lei vorrebbe farmi credere che voleva soltanto aiutarla a sedersi sul letto. Ah, Moscarda, Moscarda, ma che hai fatto? Sono in grave imbarazzo. Ora non posso fare più niente per difenderti da Firba e da Quantorso. Anzi, una via ci sarebbe. Per redimere i tuoi peccati dovrai versare tutti i tuoi beni alla Chiesa. Poi, Moscarda, la Chiesa stessa aprirà un ospizio, dove tu sarai nostro ospite. Sarai trattato come tutti gli altri e vestito uguale. Monsignore!
edizione del Festival dell'Isola dei Teatri. Abbiamo oggi diversi ospiti di compagnie straniere come Milano, in particolar modo il gruppo di Ariel della Romania e di Bilis di FIA dell'Albania con i quali collaboriamo da diversi anni. Quest'anno il festival è caratterizzato da questa importante coproduzione internazionale che abbiamo fatto con questi 3 gruppi sulle metamorfosi di un video. Potete tutti immaginare quanto sia abbastanza difficile mettere in piedi questi progetti, trovare il tempo, i modi giusti, i soldi per sostenere le spese che ci sono. E anche la difficoltà di capirsi fra registi, fra attori di diverse nazionalità e anche con diversi linguaggi poetici. Quindi invito tutti domenica 27 al Teatro Civico a vedere questa coproduzione che è sviluppata con un linguaggio musica-movimento senza testo, perché questo spettacolo è stato presentato in Romania, verrà presentato in Albania ed è stato strutturato come progetto per valorizzare i siti culturali presenti in questi posti, nel caso di Sassari, Monte d'Arcudi. Naturalmente questa è una prima, tutti uno nessuno 100.000 del Teatro Sarda, mi auguro che vi sia piaciuta e poi avete tutte le informazioni per continuare il proseguo di questo festival. Ringrazio comunque in particolare gli attori per la loro abbiamo dovuto fare 2 spettacoli, uno alle 19 e uno alle 21, per poter contenere in questo piccolo spazio le persone. Voi sapete che questo spazio sta per essere ristrutturato, c'è una sala molto bella che mi auguro il prossimo anno possa essere agibile. E un'altra cosa molto importante, alla fine dopo le 9, dopo la replica di questo spettacolo, ci sarà Arlecchino e Coda della compagnia Ariel, che è uno spettacolo molto proprio sui personaggi della commedia dell'arte. Ed è molto interessante vedere come questo gruppo rumeno abbia rielaborato dei listini dei gruppi invece del teatro italiano, no? Molto interessante da vedere, ho visto uno spettacolo bellissimo, molto divertente, molto professionale e quindi vi invito a vedere anche questo spettacolo, non ve ne pentirete. Grazie. Uno alle 7 e un altro alle 21, appunto per fare in modo che c'erano molte persone, anche quello delle 7 comunque, però ho visto che la maggior parte. Volevo semplicemente dire che questo spettacolo Uno Nessuno 100.000 apre questo festival internazionale che è arrivato alla sua 16ª edizione. Oltre a questo spettacolo domani ci sarà una cantante cubana, c'è uno spettacolo di un gruppo albanese, subito dopo questo spettacolo c'è un gruppo rumeno che fa un lavoro sulla commedia dell'arte, sui personaggi di Arlecchino, del Balantone, con tutti i costumi reali e io l'ho visto in Romania perché l'avevamo ospite quest'estate, è molto bello, molto divertente e anche molto interessante vedere come loro hanno rielaborato la commedia dell'arte italiana, questo è interessante da vedere. E poi faremo noi ancora La nave dei folli, per chi non l'avesse visto, e poi ci sarà un varietà di un gruppo napoletano, anche quello molto divertente, e poi per noi diciamo il clou è la serata al Civico dove suonerà un gruppo di amici, Frank Martina, c'è la nostra coproduzione internazionale che abbiamo fatto il nostro gruppo col gruppo Bilis albanese e col gruppo Ariel rumeno. Sono 15 attori in scena, abbiamo fatto 2 regie, una doppia regia ed è uno spettacolo tutto musica movimento. Questo lo dico soprattutto perché magari le metamorfosi di un video a scuola forse mi hanno fatto odiare, io spero invece di farmene apprezzare.
Lo spettacolo l'abbiamo presentato in Romania, ha avuto un discreto successo di critica, proprio anche perché è un linguaggio molto emotivo, molto intenso, ecco. Gli attori sono molto bravi, tanto chiaramente potete immaginarla un'esperienza, è tuttora un'esperienza molto forte, le prove le stiamo facendo anche adesso in questo spazio. Stiamo ancora costruendo alcune cose, perfezionando alcune cose e quindi il mio invito è comunque a venire anche al Civico. Avete visto che ci sono le proposte economiche molto agevoli, vantaggiose, perché insomma, il nostro interesse è che poi, nonostante la crisi economica, il teatro si veda e comunque adesso vi auguro buon divertimento. Grazie.